Sono le ore 12, buongiorno, benvenuti all'Open Day, Open Week di Economia. Io sono Paola Signori, insegno marketing in questa università, in questa sede, anche in quella di Vicenza, sia alle triennali sia alle magistrali. Io intervento con la... Pronto? Giancarlo. Allora, il mio nome è Claudio Zoli, sono professore di Scienza delle Finanze, insegno alla triennale Scienza delle Finanze e alle magistrali un corso di regolamentazione e uno di economia pubblica in inglese, alla magistrale in inglese. Con l'incontro di oggi abbiamo come obiettivo di illustrarvi l'offerta didattica dell'area economica, che comprende sia quella gestita dal Collegio Didattico di Economia Aziendale che quella gestita dal Collegio Didattico di Scienze Economiche. Abbiamo una prima parte dove illustreremo la struttura e la logica dei corsi e poi nella parte finale chiariremo alcuni dubbi o quesiti, per esempio sul test di ammissione. Lascio a te, se vuoi iniziare. Sì, vi facciamo subito vedere il video istituzionale, dopodiché allora funzioni tutto dopodiché abbiamo una collega dell'ufficio orientamento, Susanna, che ha il piacere di parlarvi 5 minuti spiegandovi il nuovo servizio di counseling che aiuta tutti gli studenti in questa fase vostra della scelta del futuro, come scegliere eccetera eccetera, quindi ci presenta un attimino questo servizio. Noi abbiamo degli giornalisti che ci devono intervistare, per cui se ci vedete entrare e uscire è perché dobbiamo un attimo andare a fare queste brevi interviste finché ci sono. È colpa sempre dei giornalisti. Intanto comunque noi ci diamo il campo. Vediamo se funziona il video, in ogni caso lo trovate su YouTube per la presentazione dell'Università di Verona e fa vedere che Verona è al primo posto nei ranking nazionali. Io sono orgogliosa di essere parte di questa università, ho studiato qui e
sono rimasta e sono sempre più orgogliosa di questa università. Abbiamo quindi promesso di far parlare un attimo la nostra collega Susanna del nuovo servizio, no, non è più tanto nuovo, insomma un nuovo servizio che proseguiamo. L'Università di Verona è un ateneo dinamico che investe nella ricerca e punta su una didattica che valorizza il rapporto. Ciao a tutti, benvenuti. Sono Susanna, collaboro con il servizio di orientamento dell'università e sono qui per presentarvi questo progetto che si chiama Counseling di orientamento in ingresso, ovvero si effettua un servizio gratuito per tutti coloro che hanno la necessità di chiarirsi le idee sulla futura scelta della propria vita, quindi dell'università. In questo caso di economia, quindi capire effettivamente quale corso scegliere e se scegliere economia o un altro tipo di facoltà. Il servizio è essenzialmente svolto su un colloquio o più in base alle vostre esigenze. Viene svolto qui al chiostro, quindi qui in via San Francesco, e trovate tutte le informazioni che vi sto dicendo sul sito internet, quindi su www.univr.it/orientamento. Altrimenti ci trovate negli orari di martedì mattina e giovedì pomeriggio, sempre presso il chiostro qui di via San Francesco. Il servizio è gratuito, è una bellissima opportunità per tutti voi poter partecipare. I posti sono limitati, quindi non vi chiedo di venire in massa, vi chiedo semplicemente di fare un esame di coscienza, di vedere se effettivamente avete bisogno di questo servizio, se necessitate veramente di un colloquio con noi. È una chiacchierata tranquillissima, anche di chiarimento di idee. Se queste idee le avete già chiare, non occupate un posto per magari un ragazzo che ha maggiori difficoltà. In linea generale il progetto ve l'ho presentato, non occupo altro tempo ai docenti che vi spiegheranno comunque nel corso di queste 2 ore nel dettaglio tutta quanta la facoltà, e ripeto, tutte le informazioni le trovate sul sito dell'università. Quindi vi ringrazio, in bocca al lupo per la vostra scelta e buona giornata. Un po' meno di 2 ore perché so che poi molti di voi si sono iscritti alle simulazioni dei test e hanno bisogno del tempo utile per fare anche questa prova di simulazione. L'Università di Verona da un paio d'anni è risultata al primo posto tra le università pubbliche statali, ovviamente non completa la lista perché non mette insieme statali e private, però insomma tra le statali siamo al primo posto sulla base di quali indicatori. L'anno scorso eravamo primi solo in ricerca e secondi in pari merito con Trento, invece quest'anno siamo rimasti primi sia in ricerca che in didattica, però queste sono valutazioni del Sole 24 Ore, quindi con dei ranking precisi. Se voi andate sul sito del Sole 24 Ore e mettete la ricerca ranking università, potete accedere, ci sono tutti per ogni indicatore, si può andare a vedere tutto quanto. Insomma, noi lo usiamo molto ormai questo strumento di marketing, perché ovviamente avendo il titolo numero 1 lo diciamo e siamo orgogliosi di essere al primo posto. Questo vuol dire che l'Università di Verona sempre di più sta avendo una buona immagine, una buona reputazione anche sul mercato del lavoro, e anche i tassi di occupazione che adesso vi faccio vedere sono ben sopra le medie nazionali, per economia in particolare. Quando siete in momento in cui dovete decidere le facoltà, non le facoltà, le aree, c'è uno strumento che vi è molto utile ed è sul sito di Alma Laurea. Abbiamo a disposizione tutta una serie di statistiche, e queste statistiche anche comprendono i tassi occupazionali che possono essere a 3 anni o a 5 anni. Per esempio quello dei 5 anni, diciamo che è il più lontano, proietta, fa vedere quali sono le aree, diciamo, universitarie, le materie universitarie, i titoli universitari che hanno il più alto tasso di occupazione.
Stiamo guardando delle statistiche che sono uscite nel 2015, quindi dall'uscita dei laureati 2009 a 5 anni, quindi ci vuole un po' di tempo per fare queste statistiche, e vedete, un pochino si vede che se guardate qui ci sono il primo livello, quindi i risultati di occupazione delle triennali, e invece da quest'altra parte i tassi di occupazione delle magistrali. È ovvio che i tassi di occupazione delle magistrali sono sempre più alti perché sono titoli più specialistici, quindi si trova più facilmente un posto di lavoro, e anche perché ormai in Italia pochi si fermano alla triennale e quindi non vanno a lavorare, e per quello che i tassi di occupazione sono anche un pochino più bassi. Poi vedremo nello specifico quelli di economia di Verona sulle medie nazionali nella prossima slide, ma giusto per farvi capire che adesso questa è anche poco leggibile perché insomma in una slide sola dobbiamo un po' vedere tutti i dati, però se andate sul sito, ripeto, di Alma Laurea, ci sono sulle statistiche, ci sono tutti questi dati, li potete anche vedere per ogni sede universitaria e per tipo di occupazione dopo 1 anno dalla laurea, dopo 3 anni dalla laurea, dopo 5 anni dalla laurea. Queste sono cose che sono importanti. In blu sono coloro che lavorano, in giallo coloro che cercano, in rosso coloro, in giallo coloro che non cercano e in rosso coloro che cercano lavoro. Perché non tutti i non occupati cercano lavoro, quindi sono ancora in stand-by. I nostri dati, questi li ho estratti, questo è solo dei laureati di Verona, dell'Università di Verona di Economia, e a 1 anno dalla laurea. Ricordiamoci che quelli di prima che abbiamo visto erano i laureati del 2009 e si sono vissuti tutta la crisi. Oggi abbiamo visto una ripresa nei tassi occupazionali proprio da queste statistiche qui, e quindi stanno migliorando sempre di più e sono anche molto belli i tassi occupazionali a 1 anno dalla laurea. Pensate, dopo la laurea entro 1 anno trovi lavoro, anzi noi abbiamo delle statistiche che non solo ci dicono entro 1 anno, ma entro 3 mesi,1 dalla laurea. Ma non è tutto, perché le statistiche ci dicono che trovano lavoro coloro entro 3 mesi dalla laurea, ma in realtà non iniziano subito a cercare lavoro, iniziano dopo un po' perché non so, vanno a farsi un premio, un viaggio o ci pensano, dopo 2 mesi e 7 dell'inizio della ricerca del lavoro. Questi sono i dati fantastici del reperimento del primo lavoro che abbiamo qui a Verona, all'Università di Verona, sede di Vicenza e di Verona comprese, che sono molto belli rispetto ai dati nazionali che sono più di 5, insomma. Poi leggiamo, abbiamo fatto entrare un po' di persone che erano fuori, quindi venite. Per il fatto che non ci si iscriva agli Open Week, abbiamo sempre incertezza sul numero di partecipanti. Quest'anno abbiamo fatto l'overbooking. Prego, ben arrivati. Se dovesse succedere qualcosa, per la sicurezza non potremmo essere così tanti, ma vi raccomando di mantenere la calma. Fino a metà aula si esce da sotto, da metà aula si esce da sopra. Lasciate qui tutte le borse e con calma si esce. Voi potete venire fino a me, venite tutti. Allora, proseguiamo. Ho messo anche i tassi occupazionali di economia di tutti gli studenti di economia d'Italia, 39,9% dopo il triennio a 1 anno dalla laurea, mentre questo è il dato dell'Università di Verona, 65,8% contro il 39% nazionale, quindi controllate pure, insomma sono statistiche pubbliche. Ma poi abbiamo il primo stipendio, vedete non è molto alto, però insomma è un primo stipendio che in media è 870 euro. Queste statistiche sono fatte solo sui laureati che si sono laureati nel 2014 in questa università, quindi sono numeri piccolini, però abbiamo visto che più o meno le statistiche sono queste. E a Verona, guardate, 940 contro gli 870 della media nazionale. Gli studenti quando si laureano poi fanno anche
questionario e dichiarano se ciò che hanno studiato è risultato efficace nel mondo del lavoro, e questi studenti, il 63,1%, dichiara molto efficace o molto efficace ciò che ha studiato nel triennio. Ricordiamoci che nel triennio non ci sono materie ancora molto specialistiche, per cui non è un 100%, ma un 63%, vuol dire che si impiegano in tanti tipi di lavori, in amministrazione, in marketing, in contabilità, tanti tipi di lavori che magari non hanno studiato tutto proprio per quel lavoro lì, però intanto il lavoro lo hanno trovato. Mentre per le magistrali, che è il secondo livello, dopo il terzo anno, abbiamo dei tassi di occupazione un po' più altini, la media nazionale del 71,3, mentre a Verona siamo a 90,5, ci sono alcune magistrali che sono al 100% qui a Verona, per cui insomma abbiamo anche occupazione piena per alcune magistrali di classi molto piccole, molto professionali, con naturalmente degli stipendi medi, i primi stipendi medi, laureati al primo anno, quindi vedete questi sono tassi di occupazione definiti dall'Istat, che vuol dire che non è detto che siano lavori a tempo pieno, a tempo indeterminato, e sono primi lavori, anche stagi retribuiti, l'Istat li considera dei lavori, quindi queste statistiche sono relative a questi tipi di lavori, qualunque sia retribuiti. E nelle magistrali della nostra università il tasso di efficacia della laurea è del 79,2%, insomma. Quindi abbiamo degli ottimi risultati. C'è il mio collega Claudio Zoli, vado avanti io? No. Bene. Allora, intanto con Alma Laurea, quel sito, avete anche autonomia di scegliere quale area e quale sede, perché fidarvi solo delle presentazioni dei professori, insomma tutti ovviamente presentano il meglio in cui credono, ma voi poi avete bisogno di dati anche razionali su cui poi decidere, e uno di questi è statistiche che non siano dell'università ma che siano di associazioni assolutamente terze e che quindi possano certificare in qualche modo la qualità della didattica o i tassi di occupazione. Come è composta la struttura didattica? Un po' come nelle altre università, che tipo di percorsi avete? Faccio vedere un po' di percorsi. Noi all'economia abbiamo un accesso programmato, che non capiti mai una situazione del genere, quindi l'accesso programmato per permettere una certa qualità di servizi, tutti gli studenti hanno un posto, non si siedono per terra, per cui insomma in qualche modo c'è una ragione, e poi facciamo un po' di dettaglio sul tipo di test di selezione per entrare a far parte di questi corsi di studio. I corsi di laurea triennale di cui poi vi parlo sono due: economia e commercio, economia aziendale, e sapete che durano 3 anni, ma dal diploma voi in teoria potreste anche frequentare dei corsi di aggiornamento professionale, se proprio ancora fare l'università, vi perdereste un anno tra virgolette, però se ancora non sapete bene orientarvi si può anche attraversare l'altra strada e fare uno di questi corsi di aggiornamento professionale, che di solito durano pochi mesi e che comunque rilasciano dei crediti, poi si può rientrare sul percorso ufficiale. Lo sconsiglio perché si perde un po' di tempo, e nel mondo del lavoro essere giovani, laureati in tempo è una delle qualità, quindi stiamo attenti a perdere tempo, fare gli anni sabbatici se non sono proprio di valore per la vostra esperienza formativa. Dopo quindi il diploma di laurea, il vostro diploma, quindi potete andare a entrare all'università o fare un corso di perfezionamento. Dopo la triennale, voi mi direte è presto prof, però in realtà non è tanto presto, perché una volta che si prende una via si traccia, diciamo, un percorso. È ovvio che voi potete fare economia e dopo potete andare a scegliere qualcos'altro, ma avete delle basi e da economia vi si aprono delle porte. Queste porte possono essere dei corsi di laurea magistrale. Oggi semplicemente vi facciamo vedere quali noi abbiamo, per farvi vedere le competenze che abbiamo come docenti dell'Università di Verona, e ne abbiamo 4, quindi abbiamo 2 in inglese e sono divise nelle diverse sedi di Verona e di Vicenza. Uno è marketing e comunicazione di impresa, ma ne abbiamo 5. Uno è economia e legislazione di impresa, poi abbiamo economics, poi abbiamo business internazionale management e poi abbiamo direzione aziendale. Quindi abbiamo corsi di laurea magistrali molto specifici con dei percorsi professionalizzanti e anche finanze molto precisi. Oppure
diploma triennale si può fare un master, e abbiamo una lista di 15 master, se non ricordo tutti a memoria, ma logistica, risk management, project management, quindi abbiamo una serie di master a cui si può accedere dopo la laurea triennale. Anche qui si acquisiscono dei crediti, se uno vuole può tornare in magistrale, eccetera. Chi ha delle doti particolari di ricerca può accedere al dottorato di ricerca, che abbiamo un dottorato tutto in inglese qui, internazionale, e quindi questa università ospita sia corsi di triennale, sia corsi professionalizzanti, sia corsi di magistrale che di dottorato. I nostri corsi di triennale appunto sono 2 e sono replicati in 2 sedi. Ovviamente chi sceglie un percorso in una sede poi lo porta avanti nella sua sede, ci sono anche trasferimenti ma insomma sono minori. Il corso di economia aziendale ce n'è uno a Verona e ce n'è uno a Vicenza con docenti anche diversi. Il corso di economia e commercio ce n'è uno a Verona e ce n'è uno a Vicenza, quindi in totale abbiamo un'offerta formativa per 4 corsi che in realtà sono 2 su 2 sedi. Ma che cosa c'è da sapere? Che questi 2 corsi, poi dopo vi facciamo capire bene le differenze, perché sono sul terzo anno, ma sono anche sul tipo di titolo che si consegue, perché una classe di titolo, voi mi direte ancora non ho capito bene la differenza, ma poi nel proseguire gli studi o nel mondo del lavoro ha un peso, quindi bisogna anche capire che tipo di laurea si sta prendendo. Quella in economia aziendale fa parte di una classe di laurea che si chiama Scienza dell'economia e della gestione aziendale, quindi aziende, imprese, approccio, vedrete poi dopo con i corsi si legge tutti i corsi che sono di tipo aziendalistico, pratico, operativo, direzionale, ma insomma di tipo aziendalistico. L'altro corso di laurea, quello in economia e commercio, ha un titolo di studio che è Scienze economiche. Quindi al terzo anno vedrete che ci sono dei corsi più di analisi economica, meno magari di economia aziendale, ma più di analisi di scienze economiche. Poi con i titoli riesco a essere più chiara. Quindi questa è la prima differenza. Sono titoli di studio che sembrano uguali, hanno un suono simile, ma in realtà hanno delle competenze diverse al terzo anno. Queste slide qui poi le trovate tutte nel PDF nei nostri siti dei dipartimenti dell'Università di Verona. I giornalisti mi stanno rubando il mio collega ancora un po'. Vabbè, faccio io. Allora è tutto chiaro finora, no? Ci sono questi 2. Probabilmente qualcuno di voi conosce già, ma le università funzionano sul sistema di crediti formativi. E cosa vuol dire? Vuol dire che per laurearsi ci si mettono 3 anni, ma perché si devono acquisire 180 crediti formativi. Questi 180 crediti sono necessari per ottenere il titolo di laurea. Invece per le magistrali sono 2 anni, quindi sono 120 crediti. Quanti crediti sono all'anno? Come si ottengono i crediti? Ovviamente si superano gli esami. La frequenza che noi chiediamo è sempre consigliata. Ovviamente ci sono anche studenti che lavorano, ci sono studenti part time, ci sono studenti che non possono sempre frequentare, ma la frequenza è iper consigliata perché riusciamo a spiegare molto meglio insomma una materia che non studiare solo dal libro, e anche perché si fanno delle attività in aula molto formative che da soli non ci si riesce di solito. Questi sistema dei crediti, i corsi possono essere più o meno grossi, gli studenti dicono grosso, no? Cose da studiare, sono o da 6 crediti o da 9 crediti. Quindi ci sono dei corsi più grossi, da 9 crediti, e ogni credito richiede un certo numero di ore frontali. Al triennale ogni credito sono almeno 8 ore di lezione in aula, mentre per le magistrali sono 6, per il momento ovviamente 8 ore. Quindi se voi fate 8 per 6 sapete che il corso frontalmente ha un certo numero di ore di lezione, che sono, vi faccio fare la matematica tabelline, che sono o 6 per 8, così ci scegliamo un attimo, ma in realtà ogni credito, perché siamo in tanti e se no ci annoiamo.
Ogni credito formativo in realtà chiede allo studente 25 ore di lavoro, per cui è strutturato tutto questo sistema dei crediti universitari in modo da far acquisire non solo con gli esami, perché ogni esame non solo si viene in aula ma si studia a casa, quindi ogni credito 25 ore di impegno totale, ma si fanno anche delle attività. Noi a economia ovviamente bisogna fare esperienza di stage, internship o tirocinio come lo volete chiamare, e 6 crediti sono obbligatori da farsi in azienda. Azienda vuol dire anche enti pubblici, vuol dire associazioni, vuol dire imprese industriali, di servizi commerciali. Abbiamo più di 5.000 imprese convenzionate con il nostro ufficio stage, quindi non c'è mai stato nessuno a casa, e abbiamo un sistema di gestione degli stage tramite un portale, quindi è tutto quanto automatizzato, non si fanno più le code, non ci sono più le carte. Sono nella tua parte, quindi i crediti formativi. No, io sono tranquilla. Abbiamo, come avete visto, l'ufficio orientamento, quindi anche nel momento in cui lo studente dovesse cercare lo stage aiutiamo anche nel trovare, insomma, la giusta occupazione. Noi preferiamo che gli studenti facciano lo stage con le aziende accreditate presso di noi, perché i progetti che vengono svolti non siano archivio, fotocopie, cioè no, non si acquisiscono crediti professionalizzanti così, quindi cerchiamo di mantenere un controllo anche in queste esperienze con le aziende. Poi si possono acquisire crediti anche con l'Erasmus Plus, il programma di studi all'estero. Anche qui abbiamo una rete di oltre 50 università associate con la nostra, e quindi numerosi studenti sono già andati in mobilità all'estero. Si possono fare 3 fino a 12 mesi, gli esami che si svolgono all'estero vengono riconosciuti come se ne svolti qui, e quindi non fermano la carriera dello studente, ma gli danno un'opportunità in più. Per alcuni ci sono anche opportunità di bandi, insomma ogni tanto escono dei bandi tipo quello di Confindustria, licenza, borse di studio all'estero, insomma in qualche modo ci sono alcune opportunità, o borse di studio per gli studenti meritevoli. Inoltre tra i crediti abbiamo una serie di altre attività collaterali numerose, che non ho messo la lista perché ce ne sono talmente tante, che sono progetti, convegni, seminari specialistici, contest marketing, che vengono proposti agli studenti, che riconoscono 1, 2, 3 crediti, e lo studente lo sceglie, compone il suo piano di studio e fa la sua carriera fino a raggiungere i 180 crediti previsti per la laurea triennale. Claudio? Presente. Vuoi presentare? Parlare del calendario didattico? Allora, state leggendo. Se funziona, si sente? Devono passare? No. Bene, allora vi spiego come funziona la struttura del nostro calendario. Questo è il calendario di quest'anno, il prossimo anno sarà sostanzialmente simile, salvo qualche giorno. Allora, iniziamo a metà settembre circa con le lezioni. Le lezioni proseguono fino a, diciamo così, Natale o prima settimana di gennaio. Importante, soprattutto per tutti gli studenti della triennale, abbiamo un blocco delle lezioni verso, allora, quando è stato? Quest'anno, agli inizi di novembre, per una settimana per le prove intermedie. Non tutti gli insegnamenti prevedono prove intermedie, una serie di insegnamenti le prevedono, e quindi in linea di massima l'idea è che frequentate per, chiamiamo così, metà del corso, preparate, e poi c'è una prova intermedia che può prevedere o un esame che copre quella metà del corso e successivamente dovrete sostenere l'altra metà, ok? Oppure un esame che copre quella metà del corso, e se andate particolarmente bene vi prevede un bonus nel voto finale. Dipende qual è la modalità che i diversi docenti ritengono più appropriata. Quindi prova intermedia a novembre, proseguono le lezioni, indicativamente prima di Natale si concludono, qualora fosse necessario esercitazioni o preparazione finale, in preparazione dell'esame possiamo andare appena dopo il rientro delle vacanze di Natale, la prima settimana dopo la Befana. Dopodiché quest'anno dall'11 gennaio fino al 13 febbraio avete gli esami. Per ogni insegnamento del primo anno avete 2 appelli.
Il primo è o il secondo parziale, perché ha già fatto il parziale a novembre, oppure un esame totale. Il secondo appello è previsto a distanza di circa 15-20 giorni e c'è sempre una particolare attenzione, non solo per evitare che gli esami siano concomitanti nello stesso giorno, ma cercare sempre di avere un paio di giorni di distanza tra un esame e l'altro, se possibile. Okay? Quindi per ogni insegnamento del primo semestre avete due opzioni. Uno punta alla prima, fa bene la prima e si libera. Okay? Questa è la regola, non è obbligatorio farle entrambe, però ci sono due opzioni per cui uno studente può decidere, per esempio, di preparare alcuni esami col parziale, sostenerli subito, preparare magari un esame che richiede una preparazione più lunga e magari sfruttare meglio il secondo appello, che magari è tipo all'inizio di febbraio. Poi ripartono le lezioni, sono ripartite alcuni giorni fa e quindi nel nostro caso sono ripartite il 15 febbraio e proseguono indicativamente fino a fine maggio. Nuovamente per gli esami del secondo semestre sono previste delle prove intermedie che avranno luogo quest'anno tra l'11 e il 15 aprile, di 3-4 giorni. La logica è la stessa, cerchiamo di più o meno, anche tenendo in considerazione Pasqua e il calendario, dividere più o meno a metà il calendario. La logica è la stessa, si ripete tutto da capo, gli esami iniziano quest'anno il 6 giugno, all'inizio di giugno, e si concludono il 10 luglio, circa, 9-10 luglio. Nuovamente per gli insegnamenti previsti nel secondo semestre è possibile sostenere l'esame con due prove. Sono due appelli distanti circa 15-20 giorni l'uno dall'altro. Per gli insegnamenti che hanno avuto luogo nel primo semestre invece è prevista una prova. Qualora sfortunatamente uno studente non sia riuscito a completare tutti e tre gli esami previsti nel primo semestre, ha una possibilità di poter coprirlo adesso, per esempio con una prova a parte a giugno o a luglio. Dopodiché abbiamo, e su questo tornerò, i corsi estivi di Canazei, che non sono previsti nel calendario, ma sorprendentemente l'Università di Verona ha una sede anche in Trentino a Canazei, dove organizziamo corsi estivi intensivi durante il mese di luglio o fino ai primi d'agosto, dove alcuni insegnamenti danno la possibilità di sostenere in 2 settimane un corso intensivo che copre non sempre totalmente un esame, ma buona parte, si sostiene, quindi sono tipo una full immersion in altura, mettiamola così, e la possibilità per alcuni insegnamenti di sostenere poi un esame che varrà per buona parte dell'esame, qualora si sia in debito di prova. Detto questo, invece nelle sessioni, quelle invece previste nel calendario, abbiamo invece la sessione autunnale d'esami che di solito va quest'anno da fine agosto fino al 16 di settembre, di solito 24-25 agosto, 14-15 settembre. Questa è una sessione dove è previsto un appello per ognuno degli esami, sia del primo che del secondo semestre. Quindi le possibilità per terminare l'anno in modo da partire a settembre, a metà settembre, in pari con gli esami sono altissime. Le opzioni sono variegate, gli studenti possono organizzarsi in modo migliore, il calendario è disponibile qualche mese prima degli appelli, si sa quali sono i docenti che organizzano gli esami parziali e quindi gli studenti si possono organizzare al meglio. I docenti che organizzano gli esami parziali, tra l'altro, spesso prevedono attività, oltre che di esercitazioni in classe, anche di tutorato, cioè esercitazioni extra che affiancano le esercitazioni istituzionali che sono fornite dal docente. Inoltre, un altro aspetto che non credo abbiamo ricordato nel Lucidi, ma vale la pena far presente, e i corsi sono tutti forniti anche o forniscono informazioni in modalità e-learning. Abbiamo una piattaforma informatizzata da cui gli studenti accedono col loro codice universitario e il loro password. I docenti caricano su questa piattaforma i vari materiali
le comunicazioni, quindi c'è la possibilità anche qualora uno studente per qualche motivo non possa partecipare alle lezioni o a alcune delle lezioni, di poter scaricare il materiale, spesso avere a disposizione i lucidi con qualche giorno d'anticipo, e quindi seguire l'evoluzione dei corsi in itinere. Bene, allora, Aggiungo scusa una cosa, non abbiamo ancora deliberato il calendario del 2017, ma in aprile di solito si fa, abbiamo presentato le date di quest'anno, sono quelle ufficiali, ma voi metteteci le date del 2017, che vuol dire che si inizieranno le lezioni il 19 settembre 2016 con il primo semestre. sarà differenza di 2 o 3 giorni. Poi abbiamo anche da dire che gli studenti, l'università riesce a organizzare anche la frequenza molto bene, perché non sono più come una volta i docenti che decidono che giorno fare lezione, ma è l'unità didattica che ci dà gli orari e quindi ottimizza al meglio lo spostamento dello studente, e che vuol dire che fa 6 ore, quante sono Luca al giorno? 5-6 ore massimo al giorno, per 4 giorni a settimana, frequenta 3 corsi soli ogni semestre, quindi o mezzo, insomma, a seconda del terzo anno un po' diverso, quindi anche il tempo dello studente è gestito in modo ben organizzato, non solo gli appelli che non si sovrappongono, sono cose che bisogna dire, perché non in tutte le università c'è questo tipo di organizzazione fatta bene, insomma, anche per permettere. No, ammetto, l'organizzazione del calendario, allora, abbiamo ore, soprattutto a Verona, che sono effettivamente 50 minuti. Lo scopo di queste ore di 50 minuti, che sono abbastanza compresse, è quello di garantire che dalle 8:30 fino all'1:30 riusciamo a farci stare 6 ore, che sono sostanzialmente i 3 corsi, 2 ore. Questo significa che tutti gli studenti sono impegnati ufficialmente per i corsi sostanzialmente coprono 4 lezioni in media, 4 lezioni da 2 ore alla settimana, per 4 tra una mattina o un pomeriggio, un'altra mattina, un altro pomeriggio, quindi è iper efficiente da questo punto di vista. Esatto, così non c'è il rischio di spezzarsi le giornate, di spezzare le giornate, diciamo, da questo punto di vista è sicuramente organizzato con un particolare interesse nel rendere più efficiente lo studio da parte degli studenti. Allora, passiamo ai collegi didattici. Vai tu? Vai, ci dividiamo. Uno scalzo, dai. Sembriamo presentatori. Non ci sono più le facoltà, avrete visto, adesso si chiamano, è cambiata la struttura, ci sono dei collegi didattici. I collegi didattici sono 2, qui uno si chiama Economia Aziendale, naturalmente l'altro si chiama Economia e Commercio, e hanno la cura di seguire l'offerta formativa di questi 2 percorsi di cui vi ho già parlato, che sboccano in 2 tipi di lauree diverse. Abbiamo dei referenti, il presidente del collegio didattico di Economia Aziendale, per esempio, è la nostra professoressa Angela Broglia, e fanno capo principalmente al Dipartimento di Economia Aziendale, dice il nome del professore Baccarani. Ci siamo traslocati da poco a Santa Marta, in questa struttura bellissima, e questo collegio didattico gestisce tutti gli insegnamenti, non solo quelli di economia aziendale, ma coordina anche quelli di scienze economiche. Sono 2 dipartimenti che, diciamo, operano nell'offerta formativa, il Dipartimento di Economia Aziendale e il Dipartimento di Scienze Economiche. Allora, naturalmente il Collegio di Economia Aziendale coordina tutti i corsi dell'area aziendale. Io ho messo in verde, abbiamo messo in verde tutte queste slide, così è più facile riconoscerli. Naturalmente dal percorso di economia aziendale gli altri corsi del nostro collegio didattico sono, come vi dicevo, direzione aziendale a Vicenza, in economia e legislazione d'impresa un pochino più studiato per la parte legale e giuridica professionale, insomma anche commercialiste, e la laurea in magistrale in marketing e comunicazione d'impresa. L'altro collegio didattico invece fa capo alla professoressa Vittoria Levati, che appunto appartiene al Dipartimento di Scienze Economiche, che ha un direttore, Diego Lubian, che anche loro si sono trasferiti. Siamo tutti, la nuova economia adesso è nella sede di Santa Marta. Una volta vivevamo, diciamo, in questa università qui dove siete adesso, in questo edificio, e adesso tutti gli uffici saranno diciamo ristrutturati, e invece i professori si sono tutti quanti
hanno preso tutti alla Santa Marta con tutte nuove aule e con il silos dove principalmente voi farete lezione. Quest'aula qui sarà limitata solo alle grandi aule, ma in realtà poi tutto il vostro percorso, diciamo, non viene svolto in questa sede, ma nella bella sede che c'è alla Santa Marta. Qui avete i siti. Perché è importante capire i due dipartimenti? Perché poi quando andate a cercare le informazioni, ma dove la trovo? Non c'è più facoltà di economia, ma o vai nel sito del Dipartimento di Economia Aziendale o nel sito del Dipartimento di Scienze Economiche per trovare gli insegnamenti. Poi si trova tutto online, però insomma è giusto per capire. Ok. Questo collegio ha il corso, gestisce tutta l'offerta formativa del corso del triennale di Economia e Commercio, ma gestisce anche corsi di magistrale in lingua inglese, International Economics and Business Management, Banca e Finanza o Economics qui a Verona, anche questo tutto in lingua inglese. Perfetto. I collegi sono fatti dai docenti dei due dipartimenti, quindi sono i collegi misti. Allora, passiamo all'offerta formativa. Quindi, avete visto, una volta avevamo le facoltà che raccoglievano tutto, adesso abbiamo i dipartimenti. Sotto ai dipartimenti vi sono 3 filoni, ogni filone ha una triennale, economia e commercio e aziendale, e a seguire diverse magistrali. L'offerta formativa di Verona prevede 6 magistrali, come vi abbiamo indicato, poi magari se avete interesse vi illustriamo in maggior dettaglio al termine della presentazione, e l'organizzazione delle triennali è tale per cui uno studente che esca o dall'aziendale o da economia e commercio triennale può accedere ad ognuna di queste 6 magistrali. Questo è un aspetto positivo che è legato al fatto che parte della formazione delle 2 triennali è in comune, ossia prevede un periodo di formazione, in questo caso di 2 anni, dove gli studenti sostengono gli stessi esami. Ora, vi sono docenti che appartengono a un dipartimento, che hanno una specializzazione, che non necessariamente insegnano nel percorso di quel dipartimento. Ad esempio, io sono un esempio, sono professore di scienze delle finanze, quindi insegno il corso di scienze delle finanze nel percorso aziendale, insegno un corso di regolamentazione nella magistrale aziendale e sono responsabile del corso di economics e insegno il corso di economics in inglese nella magistrale di economia e commercio. Ma come me vi sono una varietà di altri docenti che appartengono al dipartimento ma forniscono servizio e insegnano nei percorsi degli altri dipartimenti. Questo perché? Perché la formazione economica, sia che uno voglia scegliere una specializzazione di un tipo o di un altro, soprattutto nelle triennali, deve essere multidisciplinare. Occorre avere conoscenze giuridiche, occorre avere conoscenze di management e aziendali, occorre avere conoscenze economiche, quantitative, matematiche e statistiche. E siccome i docenti dei diversi ambiti con specializzazione afferiscono a diversi dipartimenti, il modo migliore per fornire una preparazione ad ampio raggio ai studenti è quello di mettere assieme le nostre forze e fornirle in maniera comune. In quest'ottica il primo biennio è comune. Quindi nel primo biennio avrete una varietà di insegnamenti base che vi forniranno delle solide basi metodologiche in tutti questi ambiti che ho illustrato, dall'ambito giuridico all'ambito aziendale, a quello economico, a quello quantitativo, matematico e statistico. E questi sono gli insegnamenti che caratterizzano il primo biennio. Quindi abbiamo per l'ambito aziendale economia e gestione delle imprese, ragioneria e programmazione e controllo. Per l'ambito economico macroeconomia, microeconomia e scienza delle finanze. Nell'ambito giuridico avete diritto privato, pubblico e diritto commerciale, sono 3 insegnamenti. Nell'ambito matematico e statistico, matematica, un esame, e statistica. Ok, lascio te spiegare la parte di economia aziendale, così vi confondiamo al 100%. Ho sentito il brusio sui 2 esami di matematica, ma È importante. no, abbiamo studenti che vengono da
licei scientifici classici, ragionerie e anche istituti professionali, e diciamo che anche chi avesse già fatto una parte di questi corsi la ricomincia in università con l'approccio nostro, insomma, quindi sì, può essere agevolato chi ha già studiato ragioneria, ma non è detto che abbia avuto migliore di altri, insomma, quindi capiamo che possono essere di diverse provenienze, e il primo anno è cura anche dei docenti di rendere omogenea l'aula dai diversi diplomi. Ragazzi, vi ricordo che le competenze logico-matematiche, oltre a essere richieste nel test di ammissione, sono uno degli elementi essenziali che sono per esempio verificate e testate in tutti i test, per esempio a livello di OCSE, quando vanno a cercare di avere un indirizzo su quali sono per gli adulti le basi su cui si sono formati. E sulle competenze logico-matematiche in Italia in media siamo un po' carenti, non per mancanze, non ritengo per mancanza da parte dei docenti, ma per impostazione mentale. Altri paesi più avanti di noi sono più efficaci nella capacità di divulgare queste competenze, quindi non sono da prendere, cioè sono importantissime, soprattutto per la formazione e per la costruzione del vostro curriculum professionale. Dai, lo tengo a distanza, vedi, la mia voce fa così. Allora, il triennio di economia aziendale, avete capito che i 2 anni sono insieme, il biennio uguale, ma il terzo anno adesso vi faccio vedere le materie caratterizzanti. In realtà la nostra laurea in economia aziendale va proprio a cercare di insegnare la struttura e le dinamiche gestionali delle aziende, delle imprese, quindi l'analisi critica dei fenomeni aziendali, ma le decisioni strategiche, il marketing, la parte operativa che proprio riguarda più da vicino imprese piccole, medie, grandi, quindi indipendentemente dalla dimensione, profit o no profit, indipendentemente quindi anche dallo Stato, e quindi qui si può avere accesso a diversi tipi di impieghi, insomma, se vi faccio la lista ma è ovvio che sono chiari. Il terzo anno, come vi dicevo, anche qui ha l'approccio multidisciplinare, quindi non ci sono solo materie di marketing o di economia aziendale, ma anche qui ci sono ambito economico, giuridico e quantitativo. Allora andiamo a vedere i 4 esami che non trovate nell'altra laurea, nell'altro percorso, quindi questi sono proprio tipici. Il marketing per esempio non c'è nel percorso di economia e commercio, c'è solo nel percorso di economia aziendale. Alcuni di questi corsi invece ci sono anche nell'altro triennio, nell'altra laurea. Ovviamente vengono insegnati e gestiti con delle particolarità. Allora, gli esami, qui abbiamo analisi e copertura dei fabbisogni finanziari, organizzazione aziendale, economia e gli intermediari finanziari, oltre a marketing. Faccio marketing io, quindi tutti e poi invece abbiamo diritto tributario, economia industriale e matematica per le decisioni economico-finanziarie. Un quarto tema è per dire che c'è anche dopo, insomma. Come leggere i piani di studio? Questo lo trovate online, quindi se andate nel sito dell'Università di Verona e andate in cerca nel dipartimento per esempio di economia aziendale, insegnamenti, trovate i programmi. Questo è il piano formativo e lo leggete così, vedete diviso con delle linee il primo anno, il secondo anno e il terzo anno. C'è una colonna crediti dove appunto vi spiega se questo esame è da 6, come vi spiegavo prima, o da 9 crediti, quindi se è un pochino più piccolo o un pochino più grosso. Economia aziendale ha un esamino in più, ma perché sono degli esami più piccoli, insomma, insegnano cose diverse, quindi hanno un programma più ristretto, da 6 crediti. Sembra in più, ma in realtà il numero di crediti è sempre uguale. E poi trovate delle sigle, IUS, SEX, P07, queste adesso vi interessano poco, ma se un domani doveste iscrivervi a una magistrale anche in un'altra università, sono richiesti dei requisiti in particolari ambiti disciplinari, cioè un certo numero di crediti per esempio in economia aziendale, vi danno una sigla e vi dicono devi avere almeno una media del 23,5, se no non puoi accedere.
e quindi bisogna un attimo fare attenzione a queste cose prima di iscriversi in un futuro in una laurea magistrale. Poi abbiamo, vedete che anche lo stage vale i suoi 6 crediti, e abbiamo la tesina che vale 3 crediti. Per laurearsi bisogna fare una tesina, presentarla al professore, non c'è più la commissione gigante come una volta, ma si presenta a un professore a una piccola commissione privato, e dopo c'è la proclamazione finale pubblica. Allora, in modo parallelo il percorso di economia e commercio prevede una formazione che, come abbiamo detto, per i primi 2 anni è la stessa, con una specializzazione al secondo anno che mira di più a strumenti quantitativi, analisi finanziaria, analisi di mercato, una serie di specificità che hanno una loro rilevanza e importanza sia all'interno dell'azienda, nella realtà specifica locale, che in un contesto internazionale. Infatti poi successivamente avremo diverse magistrali che sono in inglese, sono mirate a una visione internazionale, e una magistrale invece in banca e finanza che invece è più mirata all'intervento specifico nella realtà sia bancaria che finanziaria quantitativa, di analisi finanziaria. Ora, quali gli insegnamenti del terzo anno che differenziano dal percorso di aziendale? Sono politica economica, quindi analisi dei mercati, storia economica, perché per quanto sia la storia economica contemporanea ci insegna molto, e se avessimo studiato un po' di più storia forse non saremmo trovati nella crisi finanziaria in cui ci siamo trovati, econometria, che è sostanzialmente statistica applicata all'analisi dei dati economici, e matematica finanziaria, che è presente in entrambi i percorsi, ma in questo percorso è presente con un peso superiore. Poi per quanto riguarda invece il percorso giuridico e aziendale abbiamo finanza aziendale e diritto del lavoro. Questi sono gli insegnamenti specifici del terzo anno. Come ha fatto notare la mia collega, abbiamo più insegnamenti da 9 crediti e meno da 6, quindi un terzo anno più compatto. Ed è questo. Tutti i resti, i commenti che vi ha fornito Paolo valgono anche per economia e commercio. Quindi, come avete visto, i primi 2 anni sono uguali. L'abilità linguistica di uno completo informatizzato. Esatto. Su questo torniamo quando faremo la parte sui test d'accesso anche. Perfetto. Quindi, riassumendo, in questo lucido trovate le distinzioni, differenze tra gli insegnamenti dei 2 percorsi che sono al terzo anno. Tra parentesi il numero dei crediti e i temi trattati. Bene, questa è l'idea, più o meno dell'organizzazione generale, non faccio finta di non ridere. E abbiamo le 2 sedi, adesso vi mostro quali sono le nostre sedi. Abbiamo Verona e Vicenza. I corsi triennali sono sia a Verona che a Vicenza, quindi abbiamo economia e commercio a Verona, economia e commercio a Vicenza, economia aziendale a Verona e economia aziendale a Vicenza, con numeri diversi, però sono in entrambe le sedi. Vedete, questa è la foto di quest'aula. Un'occasione, una cosa che ci è sfuggita. A noi fa molto piacere vedere che oggi siete veramente in tanti, e lo siete anche, lo sono stati anche i vostri colleghi negli anni precedenti, ma le lezioni non saranno così. Cioè, io faccio lezioni proprio qui, questa mattina alle 8:30 ho fatto lezioni qui al secondo anno, il numero chiuso, pur anche con un numero così elevato come riusciamo a gestire a Verona, ha l'obiettivo di garantire a tutti un posto a sedere e la possibilità di interagire con i docenti, per cui le lezioni del primo anno, che sono un po' più numerose, saranno nella nostra nuova sede, dove abbiamo un'aula magna da 400 posti, che purtroppo stamattina è impegnata con altre lezioni. Le lezioni del secondo anno, per esempio, come quella di scienza delle finanze che insegno io, o del percorso aziendale, sono qui, e abbiamo un numero di studenti che è quelli che si possono sedere. C'è qualche posto vuoto, ma non c'è nessuno seduto per le scale. Okay? Lo dico perché, avendo insegnato qui già da un po' di anni, notate dall'accento che proprio veronese non sono,
avendo insegnato qui da un po' di anni, anche prima che inserissimo il numero chiuso, facevo lezione per esempio di macroeconomia e mi trovavo con un'aula più o meno così. E questo non è corretto e giusto, adesso oggi che è un incontro tra di noi ancora, però sistematicamente non è corretto. Lo scopo del numero chiuso è anche questo, garantire un servizio che permetta a tutti gli studenti di beneficiare della gente. L'avete detto, ero fuori, ecco la nuova sede di Verona, questa qua è la Santa Marta, non so se vi è capitato di averla visitata. Si possono organizzare visite e vi invito magari attraverso la vostra scuola a cercare di coordinare per organizzare una visita, è spettacolare e abbiamo molte aule che utilizzerete forse di più per le magistrali, laboratori e ampi spazi. La biblioteca, questa è solo una foto, è bellissima, devo dire la verità, cioè è enorme ed è bellissima. Questo che vedete di qua invece è il silos, che è il silos del vecchio panificio, che uno dei due è stato ristrutturato e lì facciamo anche le lezioni. Infatti l'aula magna è all'ultimo piano del silos. L'open day per le famiglie avrà luogo venerdì, se ricordo bene, proprio qua. E poi abbiamo il palazzo di economia dove siamo oggi, un po' alla volta. Il nostro obiettivo è di spostare tutto in Santa Marta, perché sostanzialmente quello è il polo di economia. Abbiamo portato di tutte le biblioteche di economia e di diritto legato all'economia, quindi un po' alla volta tutta l'economia di Verona sarà studiata e avrà come punto focale la nuova sede di Santa Marta. Poi Vicenza, dove siamo? Essendo il direttore vicario del Polo di Vicenza, faccio anche gli onori di casa, quindi a Vicenza abbiamo una bellissima sede da pochi anni, anche lì è molto bello. Ovviamente adesso comparata alla Santa Marta, però è moderna, è bellissima, c'è un servizio, diciamo che gli studenti dell'Università di Vicenza sono un terzo rispetto al totale. Quindi è un'università in forte crescita, servizi ottimi, anche lì organizzazione, pulizia, spazi, le segreterie, gli studenti non devono andare avanti e indietro, non è una sede di serie B, è una sede ufficiale. L'università ha voluto investire in quel territorio perché ci sono molte imprese, molti progetti e c'era molta richiesta e quindi è stata fatta questa università sede proprio a Vicenza. Cosa sono i saperi minimi? Ok, adesso andiamo a spiegare come funziona. Perché adesso avete anticipato, si fa. Le verifiche. Abbiamo delle verifiche in itinere che sono quelle dei saperi minimi, una volta che uno è iscritto, molto veloce, sono molto light, e poi passeremo al test e all'accesso programmato. Sì, allora, non so se avete già sentito parlare di questi saperi minimi. Normalmente negli anni passati erano dei saperi che bisognava acquisire perché se no non si poteva iscrivere al secondo anno. Abbiamo tolto questi blocchi perché vogliamo agevolare i nostri studenti. Volete fare delle foto all'aula? Sì. E praticamente questi saperi minimi vengono acquisiti. Cosa sono? Sono delle abilità mnemonico e logico-matematiche o delle abilità linguistico-verbali. Bene, noi abbiamo il test d'ingresso che già verifica se avete o non avete queste abilità linguistiche o logico-matematiche. Quindi se si fa bene il test d'ingresso, questi saperi minimi sono dati, sono già acquisiti, sono spuntati, quindi non sono un blocco. Se non si dovessero superare le domande del test di selezione di queste aree, logico-matematiche o linguistiche, ovviamente c'è la possibilità di recuperare durante il triennio. In particolare ci sono 3 diverse possibilità, 3 prove in più per poter fare per poter dimostrare che si sa bene l'italiano, la grammatica e le abilità logiche e matematiche. Ma comunque se si passa un esame di matematica viene data la sapere minimo logico-matematico, e se si passa un qualunque altro esame viene dato l'abilità linguistico-verbale. Ma diciamo che se non si acquisiscono, questi sono saperi minimi che devono essere per forza acquisiti durante il triennio.
Ci sono, appunto dicevamo, delle, come spieghi tu queste, certificazioni sostitutive che permettono di risolvere il problema alla partenza. Quindi se avete queste certificazioni siete a posto. Se superate il test superando un punteggio minimo o nella parte logico-matematica o in quella verbale, siete a posto. Se superate un esame del primo anno che non sia matematica, siete a posto per quelli verbali. Se superate il primo anno l'esame che di matematica, siete a posto per quelli logico-matematici, altrimenti ci sono questi test che dovete sostenere. Ora, è un retaggio, devo dire la verità, che ci stiamo un po' trascinando dietro da una serie di saperi minimi che ho presenti precedentemente. La struttura organizzata del corso e la buona volontà degli studenti fa sì che sia un problema marginale, che sostanzialmente spetta a voi risolvere, e voglio ben sperare che tutti quanti siano in grado di poterli tranquillamente risolvere, perché abbiamo davanti un percorso dove abbiamo tipo 6 esami tutti gli anni per il triennio, e quindi i saperi minimi rappresentano una briciola nell'impegno complessivo dello studente e soprattutto in quello che poi dopo cercherete di portare a casa da questi 3 anni di formazione da triennale. Comunque durante le superiori avete anche la possibilità di accedere a questi corsi tandem che avete visto nella slide precedente, quindi se fate uno di quei corsi tandem, matematica di base 1, oppure si chiama matematica di base, relazioni, funzioni, cardinalità, o l'altro esame tandem, comprendere testi di economia o comprensione del testo, valgono anch'essi in modo integrato, insomma, nel percorso della triennale. Allora, accesso programmato. Bene, quanti sono i posti? Allora, abbiamo posti a Verona, posti a Vicenza, posti su aziendale e posti su economia e commercio. Trovate tutte le informazioni sul sito web dell'Ateneo, le riassumiamo. Allora, 268 posti a Verona per aziendale e 268 per economia e commercio, 165 a Vicenza per aziendale e 165 per economia e commercio. Quindi è un numero programmato veramente ampio. Tutto sommato noi stiamo andando su 866 posti, poi ce ne sono alcuni per gli studenti stranieri, insomma, stiamo andando su una scala di una dimensione elevatissima. Questo perché c'è domanda e vorremmo cercare, nei limiti delle nostre possibilità, di cercare di soddisfarla per quanto possibile. Ok? Allora, siccome anche prima c'erano dei giornalisti fuori, ce l'hanno chiesto, noi siamo andati a vedere le statistiche di anno scorso, le statistiche a novembre sul numero di ragazzi che sono iscritti al test, di iscrizione al test di anno scorso, e c'erano un po' meno ragazzi in aula l'anno scorso, sono su una scala di tra i 1.500 e i 1.600. Okay? Quindi è vero, abbiamo 860 posti, però io spererei forse quest'anno che si arrivi al doppio di domande. Okay? Alla fine i posti quest'anno sono sostanzialmente allungati. Ok? Sì. Allora, come funziona? Il 70% dei posti viene allocato ad aprile, quindi tra poco. Il grosso, mettiamolo così, è allocato ad aprile. Ci sarà un test, alcuni di voi o buona parte di voi dopo faranno una prova, ci sarà un test previsto ad aprile, adesso la data è nei lucidi, non ricordo esattamente il giorno, dove in questo test verranno allocati il 22, il 70% dei posti. Ok? Dopo vi spiego. I rimanenti ad agosto, dopo Ferragosto, io andrei in vacanza con la fidanzata. Nel senso che farei il test ad aprile, mi metterei in pari o col fidanzato e ad agosto, prima di iniziare le lezioni, penserei a un attimo di respiro dopo l'esame di maturità. Questo è il consiglio che vi do. Spassionato. Sì, è vero, chi partecipa a quello di aprile non passa, ha un'esperienza e può provarla ad agosto. Ma io voglio essere ottimista, voglio pensare che uno partecipa e passa, voglio vedere nell'ottica dell'ottimismo. Allora, aprile, 22 aprile, ore 4, test.
Ci si iscrive dal 1 marzo al 13 aprile, passano alcuni giorni, entro il 5 maggio esce la graduatoria, quindi ci sarà un numero di posti, si vedrà in che posizione si è nella graduatoria e si ha tempo fino al 16 maggio per prenotare. Capiamoci, uno esce, è primo, tranquillo, dice vabbè sono arrivato primo, si dimentica di prenotare, scade il 16 maggio, ciao. Prenotare il posto, dire sì, io ci sto, l'ho passato, lo tengo. Questa è l'idea. Se uno non dice lo tengo, giustamente c'è uno che è arrivato, c'è il primo escluso che ha diritto di iscriversi. Quindi tempo 11 giorni, se uno non comunica la prenotazione, cancellato, si scende in graduatoria, giustamente. Anche perché scendere in graduatoria non significa un aspetto negativo, perché molti studenti fanno domanda, quindi ci sono tanti magari che hanno avuto un buon punteggio meritevoli che aspettano di prenotare. Seconda graduatoria pubblicata il 23 maggio, perché si guarda, si dependano chi non si è prenotato e si scende giù e si fa la seconda graduatoria. E si va avanti così. Fanno i conti e si vedono quanti posti rimangono. Li abbiamo coperti tutti? A posto. Ne rimane libero qualcuno? Andrà ad agosto, assieme a quelli prenotati per agosto. Il test di agosto è il 25 agosto. Entro il 10 agosto bisogna iscriversi al test, pubblicata la prima graduatoria il 2 settembre e a questo punto non c'è tanto da prenotarsi, iniziano i corsi, quindi bisogna iscriversi. Ti iscrivi, sei a posto, non ti sei iscritto, si passa al primo libero in graduatoria. Seconda graduatoria il 12 settembre si va avanti così. E il 15, 16, 17, dipende qual è il lunedì o il martedì successivo, il 19 inizieranno i corsi. Ok, come funziona? Si fa tutto online, ci si iscrive. Allora, il test viene somministrato a Verona, a Padova, a Venezia, a Trento, a Udine, lo stesso giorno, la stessa ora, lo stesso test. Pensate per esempio di voler fare domanda anche, che ne so, per Padova? Va bene, vi iscrivete al test di Verona, vi iscrivete al test di Padova, venite a Verona, sostenete il test e chiaramente pagate sia per Verona che per Padova, venite a Verona, sostenete il test e il voto che avete vi servirà per la graduatoria di Verona e per la graduatoria di Padova. Quando vi iscrivete per Verona dovrete indicare la prima scelta, la vostra scelta. Volete fare economia e commercio a Verona? Volete fare economia aziendale a Vicenza? Economia aziendale a Verona? Economia e commercio a Vicenza? Scegliete e andrete nella graduatoria di quella categoria. Dopodiché, quando avremo allocato tutti, se rimangono dei posti liberi, allora si torna da quelli che non sono stati selezionati come prima scelta e gli si chiede: abbiamo dei posti liberi su economia aziendale a Vicenza, su economia e commercio a Verona? Ti interessa? Facci sapere. Sostanzialmente funziona così. Ok? Quindi contributo di ammissione al test è 26 euro e potete sostenere il test di Verona, che vale per Verona anche se siete a Padova, Venezia, Trento, Udine, a patto che quando vi presentate in quella sede vi siate anche registrato per il test di quell'università. Per cui, non so, un ragazzo di Venezia che si registra per il test di Venezia può anche registrarsi per quello di Verona e sostenerlo a Venezia. Okay? Così come uno di Verona può sostenerlo, se è registrato a Verona, anche per Venezia. Ok? Questo è quanto è quello che è scritto nei libri. Luca, guardiamo sempre là perché abbiamo... Lui ci fa il controllo perché è il referente dell'unità didattica, se di fatto ogni tanto guardi, si dicono è l'unità operativa carriera economia e abbiamo un numero dedicato, non sarà proprio lui a rispondere, ma c'è un numero dedicato di questa unità che può aiutare anche in questa fase insomma, dei test, non test, le graduatorie. È vero che è tutto online, però c'è anche un ufficio e c'è un numero di telefono per delle persone che possono aiutare anche. Devo andare io? Scusate se stiamo, perché abbiamo i giornalisti che arrivano, dobbiamo parlare con loro, non
dobbiamo fare un po' tutto in una cosa. Ci hanno detto 10 minuti alle Allora, 80 quesiti, 35 lingua italiana, 45 capacità logico-matematiche. Su questi link trovate gli esempi dei quesiti dello scorso anno, ma immagino che buona parte di voi abbiano già curiosato. Allora, il test si basa, l'esito della selezione si basa solo sul voto del test. Questo è importante. Il voto viene scalato in centesimi. Ora da qualche parte, ecco, è spiegato come funziona. Un punto per una risposta corretta, meno mezzo punto per una sbagliata, 0 se la risposta non è andata. Quindi se uno fa bene tutto, non è così, comunque ha 80 punti e il punteggio viene scalato in modo proporzionale su una scala di 100. Okay? Per cui una volta che il punteggio è scalato su una scala di 100 occorre superare una soglia che è quella di 35 punti, 35%. Sì, è bassa, dai. Sì, devo dire. Già se uno prende 4 su 10 ha già passato, però nonostante questo ogni tanto accade che comunque 35 è la soglia base, ok? Superati o raggiunto un punteggio di 35%, dopo dipende dalla posizione. Questo è quanto. Quindi, come vi ho detto, sostenete il test, avrete un punteggio, sulla base del punteggio verrete messi in una determinata graduatoria per la scelta che avete identificato e sulla base dei posti disponibili avrete la possibilità di confermare la vostra scelta o, se fate l'agosto, anche proprio di iscrivervi. Se qualcuno non conferma, si passa ai primi studi sopra nella graduatoria. Questo è quanto. Come vi ho detto, l'anno scorso il numero degli accessi per iscrizione al primo test è stato circa il doppio, non proprio il doppio, ma quasi il doppio. Okay. Ci sono altri aspetti? Dunque, allora, una cosa che uno studente, attenzione, uno studente che sostiene il test ad aprile deve dare la propria, entra in graduatoria, deve dichiarare di accettare e poi deve completare tutto entro esatto, si deve immatricolare, questo non è molto chiaro alle luci, si deve immatricolare entro il 12 agosto. Perché? Perché noi vogliamo dare la possibilità agli altri ragazzi che o non hanno superato il test o non hanno sostenuto il test ad aprile di avere una chance. Quindi vogliamo essere sicuri della volontà dello studente di iscriversi all'università. Quindi uno mette avanti le mani, dice ok, mio, poi deve completare tutto entro il 12 agosto, così facciamo in tempo, se questo studente non completa, a mettere a disposizione il suo posto nella graduatoria di opposizione. Quindi mi raccomando, non soltanto dite sì, accetto, ma dovete completare tutto entro il 12 agosto. Ok? Bene, passiamo adesso, fermo. Avete domande su questo aspetto perché è sempre delicato? Prego. Quanto avranno? Un'ora? 80 minuti. Giro del mondo in 80 giorni, 80 quesiti in 80 minuti. Prego. Come? Il tempo altrimenti passavo poi alla ragione. Alle verdi, Ce le verdi. Allora, prego. Direzione aziendale, io segno sia direzione aziendale che marketing e comunicazione impresa, ma per dire insomma di OSO. Siamo un tot di docenti e le specializzazioni sono particolari. Se vai alla prossima slide le vediamo subito. Allora, direzione aziendale si compone nel primo anno
in cui si fanno alcune materie, più il secondo anno a scelta ci sono due percorsi formativi, uno di management strategico e l'altro di service management, che è un'aula un po' più grande e l'aula più piccolina. Nell'aula più piccolina, per esempio, siamo 10-15 studenti, per darvi un po' di numeri, nell'aula più grande sono 50, ma si possono fare cose diverse, si vanno a fare le visite aziendali, si fanno lavori operativi, progetti insomma di un certo tipo, e si parla di direzione aziendale. L'altra laurea, economia e legislazione di impresa, è quella, diciamo, clou per la parte amministrativa, il controllo contabile, il controllo aziendale e tutta la parte contabile legislativa, ed è il percorso con cui c'è anche una convenzione con l'ordine dei dottori commercialisti, per cui insomma ci sono delle agevolazioni anche per l'esame di Stato facendo questi tipi di percorsi qui. Il terzo, la laurea magistrale terza, è marketing e comunicazione di impresa e comprende esami di marketing e di comunicazione ovviamente, ma anche di sociologia dei consumi, quindi sempre tutte queste lauree sono molto specializzate, non si fanno più corsi generali, ma si fanno corsi proprio tipici lo vedete dal nome, insomma, senza andare troppo nel dettaglio in questo senso. Sono stato bravo. Allora, per i percorsi invece delle magistrali di area economica, di area di scienze economiche, allora abbiamo 2 magistrali in inglese. La prima a Vicenza, che è istituita in inglese proprio da quest'anno, è il primo anno che parte completamente in inglese, International Economics and Business Management, quindi indirizzata alla formazione degli economisti o esperti d'azienda con particolare interesse alle dinamiche dei mercati internazionali. Poi abbiamo invece le 2 magistrali di Verona, una è banca e finanza, che è divisa in 2 percorsi, uno istituzionale bancario e l'altro invece quantitativo e finanziario. Quindi gli studenti hanno alcuni esami il primo anno in comune, poi già un po' dal primo anno e in particolare dal secondo anno si specializzano su 2 diverse tipologie di percorsi, uno più quantitativo, l'altro più istituzionale. Poi abbiamo Economics, che è il primo corso di laurea magistrale in inglese dell'intero Ateneo, già attivo da 5 anni, e mira a formare esperti in campo delle scienze economiche con conoscenze di analisi dei dati che possono essere attivi sia a livello istituzionale che a livello di impresa. I 2 percorsi in inglese mirano a formare ragazzi operativi a livello locale o sui mercati internazionali, che lavorino con istituzioni o con imprese locali anche, che sviluppano scambi a livello internazionale. Quindi la lingua è fondamentale e i percorsi sono integrati con una varietà di docenti che vengono dall'estero. E risolviamo questo, dai. Sì, tutto per far capire una cosa, che interessa, tra 3 anni. no, ma allora, avanti. no, ma scusate, allora o si fa la triennale e si trova subito lavoro, ve lo auguro a tutti, o si fa la triennale già con un percorso in testa, ma come dicevamo prima, il percorso in testa è difficile averlo chiaro adesso, mi rendo conto, però insomma già se si fa una strada vuol dire che un po' di abilità, un po' di passione precedentemente si è. E qui solo il fatto, adesso non dovete seguire tutto, ma anche nelle magistrali non c'è un test di accesso come nelle triennali, però facendo la triennale a Verona non avete debiti formativi, non avete requisiti, perché li avete già tutti. L'unica cosa è che bisogna avere un punteggio di almeno 95-100 decimi, il che vuol dire che non va bene fare gli esami e prendere 18, non si entra alle magistrali. Si fa fatica anche a trovare lavoro, voglio dirvi, insomma, ma quindi la qualità del vostro studio è già un vostro lavoro qui, investire il vostro tempo correttamente ma farlo il meglio possibile, poi un esame può andare male, ma non accontentatevi ragazzi, perché il mondo è competitivo, si inizia da qui e anche dal voto di maturità, vedrete insomma. Sì. Ecco, un po' di, perdonate ma sono mamma anch'io, quindi... Noterete che sia economia o qualsiasi altra disciplina che l'importante è partire col piede giusto. Metodo, sistematicità, motivazione e volontà, soprattutto per la triennale, poi man mano si va avanti, sono importanti comunque,
permettono di raggiungere qualsiasi risultato. Quindi partite con un obiettivo chiaro, cercate di essere motivati e sistematici e riuscirete sicuramente a terminare nei tempi previsti con una buona votazione. Questo ragionamento vale per chiunque di voi. Poi è chiaro che ci sono alcuni che hanno specificità diverse dagli altri, passioni diverse, ma soprattutto per le triennali l'impegno e la motivazione, ma è così per tutto nella vita, diciamoci, però in particolare qui sono fondamentali e se indirizzate fin dall'inizio penso che noi cerchiamo di dare la possibilità agli studenti di acquisire conoscenze e di verificare queste conoscenze in maniera equilibrata e equa. Voi metteteci la vostra parte e vedrete che riusciremo assieme a terminare il percorso di studi come l'obiettivo che ci poniamo noi anche nel tempo previsto con una valutazione adeguata. Noi ce l'abbiamo messa tutta con la parte organizzativa, quindi abbiamo ridotto i tempi morti degli studenti nella zona universitaria, abbiamo aumentato i tempi di studio, abbiamo messo i corsi tutti didattica online il più possibile, insomma dalla parte organizzativa ce l'abbiamo messa tutta e questo ha portato dei risultati, avere un aumento degli studenti che finiscono in tempo in questa università, quindi sono pochi quelli che rimangono lì, diciamo, o perché hanno altri interessi o si distraggono, insomma, però le nostre statistiche sono molto alte, anche veniamo valutati noi, quindi è nel nostro stesso interesse, siamo ranking numero 1 anche perché abbiamo studenti con validi, vengono valutati validi anche nel mondo del lavoro e quindi abbiamo anche i tempi rispettati. Tanto per dirvi che anche nelle triennali, insomma, quando si esce è meglio fare gli esami in tempo, cioè quei 3 esami che frequenti ogni semestre li fai, così alla fine sei sicuro di laurearti nei tempi previsti e poi poter accedere senza problemi ai percorsi successivi. Tanto per darvi un'idea, vi ho parlato all'inizio che dopo il triennio si possono fare i master, quali sono i master che ci sono qui a Verona, ma perché dà l'idea della qualità anche della materia dei docenti, perché le imprese investono, questi master vengono organizzati non con i soldi degli studenti, ma vengono organizzati con i soldi delle imprese, quindi sponsorizzano questi corsi e abbiamo da 15 anni un master in logistica e supply chain management, un master in internal audit and compliance, un master in qualità della filiera agroalimentare in collaborazione con un'altra università italiana e un master in direzione e sviluppo delle risorse umane, Human Resource Management. E poi sapete che vi ho detto una serie di corsi che sono più o meno 100-200 ore, alcuni dei quali, se si chiamano percorso di aggiornamento professionale, si accede con il titolo di diploma scolastico, o se si chiamano corso di perfezionamento si accede con il titolo di laurea. E allora qui c'è una lista lunghissima, ve li leggo: risk management, poi internal auditing, poi abbiamo smart energy management per l'efficienza energetica in azienda, gestione delle imprese familiari, per chi ha un'azienda familiare c'è anche un percorso di perfezionamento per loro, o event management e tecniche di comunicazione aziendale, o abbiamo anche un bel master, corso di perfezionamento per i venditori, middle manager commerciale, retail management per la gestione dei punti vendita, imprese vinicole e competizioni internazionali, siamo a Verona ovviamente, il vinicolo, marketing del vino, abbiamo San Floriano, abbiamo tutto un partnership e il corso di preparazione all'attività di dottore commercialista e di revisore legale. Poi abbiamo cost and revenue, analizzare, gestire e risolvere il conflitto, risk and contracts e project management, dal progetto al business, project management fondamenti e management by projects. Questi sono tutti corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale presenti in questa università. Ora che uscite voi magari ce ne saranno anche degli altri, ma giusto per capire che competenze ci sono in questa università, perché questi corsi vengono gestiti dai docenti, di solito con docenti che vengono dall'estero o dalle imprese, quindi sono competenze molto qualificate. E poi il dottorato che è insomma di tipo internazionale e che è su Economics and Management, abbiamo un sacco di partnership con un sacco di università, ma adesso non serve che andiamo in questo dettaglio.
L'Open Day per le famiglie, come diceva Claudio, è il 26 venerdì nel pomeriggio al Polo di Santa Marta. C'è un piccolo programma con aiutare per una scelta consapevole e aiutarvi a capire qual è il vostro percorso ideale. Spero che abbiate capito che l'Università di Verona ha investito molto nella didattica, nella ricerca, nei ranking, ha investito molto nelle strutture. Oggi mi dispiace, siamo in una vecchia brutta, ma insomma, se andate a vedere il Polo di Santa Marta siete benvenuti, e investe molto nella qualità dei suoi studenti. Quindi noi abbiamo terminato.